Fantasma, fantasmine, spirito, sparatil, apparizioni, spettri, animo opriatore, friscallanimo opriatore, aglie e faravaglie, fatture, caronquaglie, corna e bicorna, capalice e caparaglie, Munaciella e Bellambriana. A proposito, non mi dimenticavo. Buonasera Bellambriana! A chi ho salutato? Ho salutato la Bellambriana, che è lo spiritello positivo della casa, quello che garantisce che tutto in casa funzioni meravigliosamente. Ma a Bellambriana, quella che anche Pino Daniele rispetta nella sua canzone, vuole essere rispettata, è uno spiritello un po' dispettoso. Vuole per esempio essere salutata ogni volta che si entra e che si esce dalla casa. Vuole trovare il piatto a tavola o piatto apparecchiato, casomai decidesse di venire a pranzo. Ma tu rispettala e tutto andrà benissimo in casa, la famiglia sarà felicissima, altrimenti ti fai i dispetti. Una bussata di porta improvvisa, vai ad aprire, non è nessuno, è stata lei, si è voluta prendere la vendetta. Un surdiglino nell'orecchio, tu pensi sarà uno sbalzo di pressione, no? Ma che è lei che si sta vendicando? Oppure sapete quando ti prude proprio in quel punto della schiena dove non riesci ad arrivare con la mano? È lei che ti sta cerlecchiando. Bene, rispetto alla Bellambriana e tutto andrà bene, a meno che in casa non alberghi l'altro spiritello, quello dispettoso, quello antagonista. Ah, se ci sta lui ci sta poco da fare, ovvero un Munaciel. È quello che ti fa sparire tutte le cose importanti nella casa, che non ti fa mai trovare le carte che stavi cercando. È una storia addirittura aragonese. C'è una leggenda di Matilde Serao fantastica. Il Munaciello era il figlio di Caterinella Frezza, figlia di un ricco mercante, innamorata di Stefano Mariconda, un povero calzone di bottega. Il padre non voleva il suo matrimonio. Allora sapete cosa fa? Fa ammazzare Stefano Mariconda, prende lei e la chiude in un convento di clausura qui nel centro antico di Napoli. Ma troppo tardi, ahimè. La ragazza era prena, era già incinta e di lì a poco darà alla luce un bello masculil, il quale verrà cresciuto dalle monache del convento, ahimè un bambino deforme, e verrà quindi cresciuto vestito con abiti monacali, quelli del convento. E questo piccolo Munaciello che gira per Napoli verrà accreditato di poteri salvifici, di poteri soprannaturali. Diverrà il capro espiatorio di tutte le cose inspiegabili che accadevano a Napoli. Diciamo la verità, avere una spiegazione dell'inspiegabile a Napoli era una bella comodità. È sparita una cosa, chi è stato? Un Munaciello. Abbiamo trovato dei soldi in una tasca, chi è stato? Un Munaciello, che ti ha preso in benvolere, perché poteva anche darsi che il Munaciello ti prendesse in benvolere. In realtà la tesi più probabile è che fossero gli stessi Pozzari, i manutentori dell'acquedotto del Carmignano della Bolla, che si intrufolavano nei palazzi attraverso i pozzi e facevano piccoli furtarelli e davano la colpa al Munaciello. Il Munaciello fece addirittura impazzire finanche l'avvocato Carduno, un avvocato famosissimo del centro antico di Napoli. Era convinto che a casa sua ci stesse un Munaciello perché si perdeva tutte le carte importanti dei processi. Ce n'ha mai, in realtà probabilmente lui era semplicemente un po' canzalanut, ma convinse la moglie a cambiare casa, dobbiamo andare via. Per questo motivo il carretto era pronto giù, lo sfratto andava fatto, i mobili sono pronti sul carretto. A un certo punto l'avvocato Cardone si gira e vede un folletto seduto su un armadio che gli dice: "Che avvocato, che andiamo a casa?"